Buongiorno e benvenuti a questa edizione. Apriamo con la cronaca: un solo sopravvissuto nel naufragio avvenuto al largo del Mediterraneo, 116 i migranti dispersi. Luca Ciliberti. Spariti nel Mediterraneo. Adesso si teme che 116 migranti partiti dalla Libia lo scorso fine settimana siano morti in mare. All'alba del 20 dicembre Alarm Phone aveva lanciato l'allerta su un barcone alla deriva di cui si erano perse le tracce e a bordo del quale c'erano 117 migranti partiti da Zuara la sera del 18 dicembre. L'unico sopravvissuto sarebbe stato salvato da un pescatore tunisino. Secondo le informazioni ricevute, la partenza era avvenuta intorno alle 20 ora locale della sera precedente. Abbiamo tentato ripetutamente di contattare la barca tramite telefono satellitare senza successo, afferma la ONG tedesca. Le guardie costiere e le organizzazioni umanitarie sono state allertate nonostante non avessero una posizione GPS. Per tutto il giorno abbiamo continuato a cercare di raggiungere la barca tramite telefono satellitare e ancora una volta senza successo. Quando abbiamo contattato la Guardia Costiera italiana, dice Alarm Phone, hanno confermato di aver ricevuto la nostra mail, ma hanno immediatamente chiuso la chiamata senza fornire ulteriori informazioni o rassicurazioni. La cosiddetta Guardia Costiera libica, ricostruisce Alarm Phone, ci ha detto che il telefono non era stato salvato né intercettato e non c'erano barche tra il 18 e il 19 dicembre. La sera del 21 dicembre ha ricevuto informazioni di che pescatori tunisini avevano trovato solo un sopravvissuto su una barca di legno. Avrebbe dichiarato quest'ultimo di essere stato in viaggio da Zuara 2 giorni prima della tragedia. Secondo la sua testimonianza, solo poche ore dopo la partenza il tempo è peggiorato drasticamente, con venti che raggiungevano i 40 km/h. Il sopravvissuto sarebbe stato trasferito dai pescatori in un ospedale in Tunisia. Per gli altri sembra non ci sia più nulla da fare. La città di Palermo fa ricorso ai vigilantes privati contro la movida violenta, in particolare nel periodo delle feste. 5 pattuglie di pomeriggio, 6 di notte per supportare le forze dell'ordine, ma è subito polemica. Manlio Viola. Polizia municipale e forze dell'ordine sono insufficienti e la città di Palermo ricorre ai privati per controllare centro e periferie durante le feste. Attraverso un affidamento diretto al gruppo Sicur Transport a partire dal pomeriggio della vigilia di Natale e per l'intero periodo delle festività natalizie fino al 1 gennaio 26 compreso, è in vigore a Palermo un servizio di vigilanza privata in alcune zone strategiche della città. Formalmente si tratta delle aree dove insistono immobili e strutture comunali o installazioni. I controlli scattano con una pattuglia di vigilanza privata in ognuna delle 5 aree sotto controllo stringente, ovvero Zisa Sferracavallo Mondello, Piazza Ungheria Teatro Massimo, Cattedrale Piazza Vittoria, Stazione Centrale Quattro Canti. Nella notte dopo le 20 le pattuglie diventano 6 e si aggiungono le aree di Borgo Nuovo CEP, Piazza Nascevi e la Lumia, teatro degli ultimi eventi, con una pattuglia che arriverà fino a via 20 settembre e Villa Trabia. Per il sindaco si tratta di un intervento tampone per rafforzare controlli e sicurezza nel periodo delle feste, dopo la constatazione dell'insufficienza delle forze disponibili. Ma per la consigliera del PD Mariangela Di Gangi si tratta di un insulto alla città, alla prefettura, questura, forze dell'ordine e polizia municipale, oltre che al consiglio comunale completamente scavalcato, e ancora di una ulteriore conferma della inadeguatezza materiale e culturale di questa amministrazione. Furibonda lite tra parenti al supermercato, siamo a Catania, finisce a rissa, la polizia è intervenuta per sedare in una lite tra parenti poi degenerata in aggressione fisica. Gli animi si sarebbero accesi per futili motivi quando tra gli scaffali di questo supermercato una coppia si sarebbe imbattuta nell'ex cognata, la donna è stata aggredita, spintonata, afferrata per i capelli e poi ha presentato denuncia, ma la coppia, l'uomo tra gli aggressori, ha poi aggredito anche il poliziotto che l'aveva chiamato in disparte per farsi raccontare la sua versione dei fatti. Infine è stato denunciato anche il padre della donna che anche lui si era scagliato contro i poliziotti. A Catania ieri, giornata di Natale, si è rinnovato il tradizionale pranzo di Natale nella comunità di Sant'Egidio, che ha accolto circa 700 commensali tra le persone bisognose. Tra loro c'erano anche l'arcivescovo di Catania e l'imam Emanuela Corsi.
Antipasti, pasta al forno, pollo e poi gli immancabili dolci natalizi. Il pranzo di Natale della comunità di Sant'Egidio è tutto all'insegna della tradizione. Nella chiesa di San Nicolò l'Arena a Catania si rinnova l'appuntamento dedicato alle persone più bisognose per dare loro un pasto caldo da condividere con una grande famiglia. Questo appunto è un popolo che noi incontriamo tutto l'anno, sono gli anziani che vivono in istituto, le tante persone sempre di più che finiscono via per strada, la generazione dei 1.000 euro al mese, gli stranieri, i bambini di periferia e altri ancora. La Sicilia sta andando a due velocità: se da una parte la parte medio-alta della società cresce economicamente, i poveri aumentano, oramai questo lo sappiamo. Quest'anno sono oltre 700 i commensali, assieme a loro anche l'arcivescovo Luigi Renna e l'imam di Catania Keita della FID. Oggi sarà una festa per tutti però. Il Natale è per tutti, il Natale è una storia di piccoli, di poveri, di periferici che raggiungono Betlemme. Chi vuole vivere il Natale non può fare altro che seguire questo popolo che ritroviamo nel presepe, e allora vedere seduti in tanti con gioia a tavola, vedere il vescovo e l'imam, vedere il ricco e il povero che si abbracciano, è un po' quello che Francesco d'Assisi immaginava quando ha fatto il presepe vivente. Ecco, un presepe vivente 2.0 potremmo dire. Ieri all'ospedale Umberto I di Siracusa sono arrivati i supereroi per fare visita ai pazienti, piccoli ma anche grandi. Francesco Aloi. Fuori dai fumetti o dalla TV, i supereroi sono qui, dal vivo. Quando entrano nei reparti degli ospedali, chi è ricoverato per qualche minuto dimentica la sofferenza, sorridendo un po'. Qui siamo in pediatria, all'Umberto I di Siracusa. La nostra prima missione è quella di regalare un sorriso ai bambini, ma ovviamente non esistono solamente loro, ci sono anche altre persone. Infatti noi siamo autorizzati ad andare sia in geriatria che in ortopedia a Siracusa, ad Avola e a Lentini, ma oltre a questo svolgiamo anche svariate missioni, come per esempio siamo stati al Gaslini, siamo stati al San Marco, tutto quello che possiamo e riusciamo a fare per donare un sorriso. Loro sono i superheroes, volontari che hanno una mission in particolare: fare del bene regalando sorrisi, e per farlo bene sono più che preparati. Usufruiamo dell'aiuto di tutti gli psicologi, psicoterapeuti, qualsiasi persona che possa insegnarci qualcosa, e la formazione è appunto questo. Siamo tutti supereroi di qualcuno! E buon Natale! Operazione anticontraffazione dei carabinieri di Catania che in un controllo in via San Gaetano alla Grotta hanno denunciato 2 cittadini stranieri che erano in possesso di 35 giubbotti recanti loghi contraffatti. A seguito di una perquisizione poi nella loro abitazione i militari hanno trovato altri 137 capi di abbigliamento di vario tipo ancora privi di marchio. Scicli in provincia di Ragusa si candida a diventare la prima capitale del mare italiana. Con i suoi 22 chilometri di costa punta alle sue borgate come leva identitaria ma anche ambientale ed economica. Sentiamo Veronica Barbarino. 22 chilometri di costa con scogliere e spiagge, dalla foce del fiume Erminio fino a Punta Pisciotto, passando per Donna Lucata, San Pieri, Cavadaliga e Playa Grande, e il mare di Scicli, l'affaccio più lungo della provincia di Ragusa, noto ai molti per aver fatto da sfondo anche alle celebri atmosfere del commissario Montalbano, oggi si candida a prima capitale del mare italiana. L'iniziativa nazionale del Ministero per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, punta a valorizzare il patrimonio marittimo e a rafforzare l'economia blu, in linea con le strategie europee e con il Piano del Mare 2023-2025. A partire dal 2026, infatti, il comune che otterrà l'ambito riconoscimento riceverà un finanziamento di 1 milione di euro, destinato a progetti di tutela dell'ambito marino, promozione culturale e sviluppo economico sostenibile. Scicli punta quindi sulle sue borgate, simbolo del legame storico e quotidiano tra la città e il mare, dove albe silenziose, barche dei pescatori e orizzonti senza confini raccontano l'anima più autentica del territorio. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa e poi torniamo con altre notizie per raccontarvi fra l'altro la cantata dei Pastori è andata in scena al Bellini di Catania tra poco.
Cammarata adesso in provincia di Agrigento, dove è aperto un nuovo spazio dedicato alla storia e all'identità del territorio. Andiamo a scoprire il museo immersivo dei Monti Sicani. Davide Sardo. Un viaggio tra immagini, suoni e contenuti digitali per raccontare storia, arte e natura dei Monti Sicani. A Cammarata, nell'ex chiesa di San Giacomo, è stato inaugurato il Museo Immersivo, un centro di interpretazione del territorio pensato per coinvolgere visitatori di tutte le età. Il percorso utilizza tecnologie multimediali e installazioni immersive per offrire un'esperienza dinamica e accessibile, capace di parlare anche ai più giovani. Un luogo dinamico, un museo dinamico che potrà sempre arricchirsi di nuovi contenuti che ci sveleranno sempre di più i segreti di questi luoghi meravigliosi di Cammarata, dell'intero territorio dei Sicani, e che grazie a questo spazio potranno essere raccontati in un unico luogo attraverso l'arte digitale e le nuove tecnologie. Il museo immersivo è stato promosso dall'amministrazione comunale e realizzato da iWorld Eats con l'obiettivo di rafforzare l'offerta culturale e turistica di Cammarata. Qui racconteremo le tradizioni, le realtà del nostro territorio e mi auguro che chiunque visiterà questo museo possa conoscerle e poi avere la curiosità di andarla a visitare. Una nuova esperienza pensata per raccontare il territorio con strumenti contemporanei e offrire ai visitatori un modo diverso di conoscere luoghi e tradizioni. Con la cantata dei pastori, la musica popolare è entrata nel Tempio della musica lirica per un omaggio alla Natività. Al Teatro Bellini di Catania, Mario Incudine e i Lautari hanno proposto una performance ricca di emozioni. Orazio Longo. La novena di Natale si trasforma in un racconto musicale e teatrale che ripercorre i 9 giorni del faticoso viaggio di Maria e San Giuseppe da Nazareth a Betlemme. Un cammino simbolico di attesa, fede e speranza nella dimensione di un messaggio di pace e fratellanza attraverso il canto, la musica e la parola. Al Teatro Massimo Bellini di Catania con la cantata dei pastori, progetto artistico di Mario Incudine e i Lautari con Antonio Vasta all'interno della stagione concertistica 2025-2026. La musica popolare con il repertorio delle novelle delle pastorali entra nel tempio della lirica regalando un momento di ascolto e di condivisione attraverso la memoria, la spiritualità e il racconto collettivo, spiega lo stesso Mario Incudine, voce narrante e regista dello spettacolo. In scaletta brani del repertorio classico e composizioni originali come Il Cunto di Erode, scritto da Mario Incudine per raccontare la strage degli innocenti. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva. E siamo al calcio, Palermo ancora al lavoro in vista dell'ultima gara del 2025. Sabato al Barbera arriva il Padova, problemi in difesa per il tecnico Inzaghi. Marco Gullà. Il Palermo chiede a Babbo Natale un regalo posticipato di qualche giorno. Sabato al Barbera arriva il Padova e la formazione di Inzaghi vuole chiudere con una vittoria il 2025 prima della sosta invernale. Il Palermo però rischia di presentarsi alla sfida con il Padova con un reparto difensivo ridotto all'osso. Le condizioni di Pierozzi e Beresischi, entrambi in dubbio e da valutare fino all'ultimo allenamento, tengono in sospeso le scelte di Inzaghi. Un'incertezza che pesa in modo particolare perché si innesta su un quadro già compromesso dalle assenze certe di Bani e di Achitè, fermati dal giudice sportivo dopo la trasferta di Avellino. Rebus di formazione, Inzaghi spera di recuperare quantomeno uno tra Pierozzi e Beresischi e avere quindi maggiore solidità in difesa. Sarà probabilmente l'ultima partita di Brunori con la maglia rosanero, da capire se Inzaghi lo schiererà per qualche minuto o se lo lascerà ancora in panchina. Per Brunori si avvicina la Sampdoria. Dopo il match di sabato, il direttore sportivo Carlo Osti accenderà i motori del mercato. Il nome di Matteo Tramoni resta al centro
dei radar del Palermo, ma la trattativa appare tutt'altro che agevole. L'esterno offensivo del Pisa, reduce dal primo gol in Serie A contro il Cagliari, è uno dei giocatori più appetibili della rosa nerazzurra e un profilo seguito con attenzione anche dal club rosanero, che al momento mantiene un atteggiamento prudente. Il Pisa però chiede circa 6 milioni di euro, una cifra ritenuta troppo alta dal club rosanero. Il Catania si gode il primo posto in classifica, ma anche la possibilità di crescere ulteriormente nel 2026. Francesco Triolo. Il primo posto in classifica non è il solo regalo che il Catania si è fatto sotto l'albero del 2025, oltre alla fiducia, all'entusiasmo, alla voglia di tornare in altre categorie, perché la Serie C non basta più, come cantano i tifosi della curva, ci sono anche le basi strutturali per quello che dovrà essere il club del futuro. Il riferimento principale a Torre del Grifo, il centro sportivo nel 2025 è stato acquistato dal Catania di Pelligra e nel 2026 si conta di farlo diventare nuovamente la casa del calcio rosso-azzurro, un impegno economico importante con uno sguardo al futuro e alle basi di solidità del club che vuole accompagnare la crescita anche sportiva. Quella compete alla squadra. Mimmo Toscana è un gruppo che sta dimostrando, nonostante le assenze, di poter competere ai massimi livelli del campionato, assenze che però dovranno essere colmate in sede di calciomercato, e lo sa bene la società, tanto che il direttore sportivo Pastore sta lavorando su più fronti, soprattutto in mediana e in attacco. Ma Toscano conta anche di recuperare qualcuno dei giocatori che nell'ultimo periodo non sono stati nel pieno della condizione. Raimo, Donnarumma e Pieraccini, per esempio, potranno considerarsi dei nuovi acquisti già a gennaio, oltre a quelli che arriveranno. C'è anche Martic tra quelli fermati da infortunio, ma il difensore austriaco è uno dei possibili partenti anche per far posto a qualcun altro nella lista dei possibili tesseramenti. Se ne parlerà dopo le feste. Intanto il Catania si gode il primato e guarda al futuro con la speranza che sia a tinte rosso-azzurre. Giorni di riposo invece per Trapani e Siracusa, che torneranno in campo soltanto il 4 gennaio. Per le due squadre i temi però sono le penalizzazioni e il mercato. Sergio Colosi. In casa Trapani e Siracusa tengono banco soprattutto le questioni societarie. Respinto dal TAR del Lazio il ricorso del club Granata relativo alla penalizzazione di 8 punti, dopo il nuovo deferimento se ne attendono altrettanti, forse entro l'8 gennaio. A quel punto la classifica del Trapani cambierebbe anche tanto, dall'obiettivo play-off a quello di evitare la retrocessione. La ripresa degli allenamenti è fissata al prossimo 29 dicembre, ma sarà condizionata dal mercato. La società infatti ha stabilito di ridurre il monte ingaggi e alcuni big sono in partenza, richieste per Canotto, Negro e Ciotti, ma anche Fischnaller e Di Noia. La vittoria del Siracusa nel derby contro il Trapani con il primo clean sheet stagionale è stato un piacevole e intenso intermezzo in una fase complicata in cui i temi principali sono pagamento di stipendi, penalizzazione e calciatori in partenza. La società avrebbe versato un acconto delle 2 mensilità senza contributi previdenziali. Al Siracusa potrebbero essere tolti da 4 a 6 punti, vanificando così gli ultimi risultati positivi. Richieste per Alma, Ba, Molina, Parigini e Valente. L'incertezza sul futuro societario, come nel caso del Trapani, potrebbe accelerare le cessioni. Prossimi appuntamenti di campionato il 4 gennaio, Siracusa Salernitana e Trapani Casarano. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata di Santo Stefano.